Ben ritrovati in diretta al nostro consueto approfondimento finanziario e immobiliare. Analizzeremo quest'oggi l'andamento attuale del mercato, come funzionano gli investimenti in diversi settori, come ad esempio la robotica, il settore dell'oro, i titoli green, i titoli di Stato, e poi ancora toccheremo il tema delle criptovalute e passeremo poi al mercato delle aste immobiliari. Insomma, quali sono le migliori opportunità in questo momento da cogliere. Vi presento subito i miei ospiti. Sono tornati a trovarci Mauro Schileo, consulente patrimoniale. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Do il benvenuto anche ad Omar Grigolo, agente immobiliare. Ben trovato anche a lei. Allora, parto da lei, Schileo. Andiamo ad analizzare quasi in tempo reale, potremmo dire, no? Con i dati appena consultati poco prima di entrare in diretta, qual è l'andamento attuale del mercato? Oggi mi riferisco anche alla puntata scorsa, dove avevo fatto un approfondimento su un titolo nello specifico. Dicevo che c'era una buona finestra d'ingresso su questi BTP a scadenza lunga. Oggi di fatto anche leggermente migliorata, perché si è abbassata leggermente la quotazione nell'arco di questi giorni, quindi continua a rimanere molto buono questo investimento di lungo termine. Quindi BTP, ricordo, scadenza 2040, cedola del 5%, rendimento a 17 anni del 4% netto annuo. Rischi, di fatto sono titoli di Stato, quindi salvo che non fallisca lo Stato italiano, cioè l'emittente, in questo caso rischi non ce ne sono. Perciò, insomma, buon rendimento a rischio basso. Fatalità, entrando prima di entrare qui in trasmissione, stavo dando un'occhiata ancora ad altri BTP, ne ho visto uno che mi piaceva particolarmente, con una duration, cioè prima della scadenza, a 1 anno e mezzo, poco più di 1 anno e mezzo, con il 3,15% di rendimento annuo netto. Significa che in 1 anno e mezzo siamo intorno a un 5% circa di rendimento a rischio. Non è zero, ma posso dire sia simile allo zero. Un titolo di Stato è tecnicamente l'investimento free risk, cioè libero da rischio. Okay. Quindi oggi il mercato presenta opportunità, diciamo sì, ce ne sono. Non esistono solo i titoli di Stato ovviamente, ci sono parecchie altre opportunità, ma per chi fosse particolarmente avverso al rischio, puntasse al breve termine, avesse intenzione di impegnare liquidità, oggi ci sono opportunità importanti in corso. E adesso andremo a elencarle e vederle insieme. Deve essere congruo, coerente, allineato al profilo di rischio del cliente, al patrimonio, eccetera. Ecco, questo è un punto fondamentale di cui anche nelle scorse puntate avevamo discusso. Devono essere sempre scelte mirate, oculate, con l'aiuto appunto di un consulente. Sì, deve sempre essere adeguato al cliente il tipo di investimento. Io parlo di è come il medico, diciamo che farmaci ce ne sono molti, ma quel farmaco va bene per qualsiasi paziente? Dipende, il medico prima ti deve visitare, deve capire se quel farmaco va bene per te. Certo, il farmaco funziona, non è detto che funzioni per te. Stesso concetto per gli investimenti, cioè io ho gli investimenti collocabili a mercato, capiamo se quel tipo di investimento, caro cliente, è adatto alla tua situazione, a te e al tuo profilo. Quindi oggi questo è un po' il tema. Con l'aiuto delle slide andiamo un po' a vedere quali sono i settori sui quali puntare in espansione. È evidente che, ad esempio, iniziamo dal settore della robotica, sia fortemente in crescita ed espansione. Che cosa possiamo vedere in questo grafico, Schileo? Questa è una slide semplice dove si parla di internazionalizzazione robotica, significa gli ordinativi nel settore industriale per quel che riguarda la robotica avanzata, quindi 4.0, i robot con internet all'interno, quindi interattivi tra loro. Molto semplicemente il grafico si autocommenta, voglio dire, dal 2010 con stime al 2025, dentro ci sono anche gli ordinativi che verranno consegnati negli anni prossimi. Voglio dire, questo è un mercato che evidentemente presenta crescita, non è finita, continuerà. Questo mercato, come lo definiscono quelli bravi, è un mega trend, cioè un settore che cresce e che continuerà a crescere. Pertanto oggi opportunità di investimento, è un settore cresciuto? Sì. Ha ancora spazi di crescita davanti? Certamente sì, pertanto rappresenta un'opportunità di acquisto. È un settore performante, quindi mi sembra di capire in espansione. Che ha già performato e che sicuramente continuerà a performare. Per quel che riguarda gli investimenti a mercato, quindi finanziari, ci sono dei gestori di fondo
particolarmente bravi, che mi piacciono, che hanno cavalcato molto bene, che stanno continuando a cavalcare bene questo tipo di settore, quindi oggi generare performance su questo settore, secondo me, è possibile, voglio dire. Quindi mettiamo il pollice in su, insomma, Like. è un settore, insomma, che può dare grandi soddisfazioni. Proseguiamo con col prossimo grafico, ci aiuta un po' a capire, insomma, questi spaghetti colorati che vediamo. Allora, riassumo brevemente, questo è il tasso di inflazione anno dell'indice dei prezzi al consumo delle grandi economie, quindi i principali stati europei. In buona sostanza si vede chiaramente dal grafico l'impennata di inflazione che ha fatto male alle borse, non si vede perché qui il grafico si interrompe, ma se lo continuassimo fino ai giorni d'oggi, mancano gli ultimi 3-6 mesi di inflazione, è in leggero rientro, quindi l'inflazione sta cominciando a scendere. Questo significa che ad oggi le borse sono state affossate da questo tipo di ragionamenti, cioè dell'inflazione, e adesso, mentre l'inflazione sta rientrando un po' alla volta, questo farà bene all'aspetto finanziario. Quindi anche questo non è una rondine che fa primavera, ma tutti i dati uniti tra loro possono rappresentare dei suggerimenti, degli indici che vale la pena tenere in considerazione per un'entrata a mercato o meno. Oggi anche questo è un altro dato che mi fa pensare in maniera positiva rispetto all'investire denaro, quindi siamo in una fase in cui ci sono settori che hanno potenzialità di crescita ed è un momento buono. Il momentum com'è? Sicuramente positivo per un'entrata a mercato. I mercati sono bassi e hanno proiezione di crescita. Ecco, abbiamo parlato di inflazione spesso in questi approfondimenti che facciamo insieme e dalla prima puntata che abbiamo fatto lo scorso dicembre ad adesso la situazione, insomma, è cambiata. Si vede un po' la luce in fondo al tunnel. Sì, diciamo che si sapeva che un'inflazione a 2 cifre come quella che abbiamo avuto nell'ultimo anno fondamentalmente era insostenibile nel lungo termine, quindi prima o poi sarebbe rientrata a livelli più normali. Oggi sta gradualmente rientrando, ci si aspettava un po' tutti un rientro un po' più veloce, ma per un meccanismo un po' complicato da spiegare adesso sarà un po' più lento il rientro. Certo è che rientreremo un pochettino e quindi il costo della vita si abbasserà via via, cioè si rinormalizzerà, non è che si abbassa, oggi è un po' troppo elevato. Stiamo già vedendo la slide successiva perché un altro settore molto importante, insomma, che descriviamo è il settore aurifero, quindi gli investimenti, i titoli del settore dell'oro. Sì. Che cosa ci può dire a riguardo? Perché insomma, forse è opportuno fare un po' di chiarezza. In molti sono interessati all'oro, spesso mi chiedono se vale la pena investire in oro. Come sempre dipende, non è detto, può essere, ok. Ma il concetto è, guardando semplicemente le performance, l'oro ha avuto un'esplosione nell'anno 2011-2012 quando c'era la crisi del debito greco e sembrava che la Grecia dovesse uscire dall'Unione Europea, il valore dell'oro è schizzato alle stelle. Poi via via rientrato, oggi in conseguenza a Covid e alla pandemia e a tutto quello che è successo successivamente, minacce di guerra, insomma tutta una serie di casistiche, hanno fatto ritornare il prezzo dell'oro alle stelle. Anche qui mancano gli ultimi 6 mesi di mercato, oggi prezzo molto alto. Questo di solito indica un'instabilità economica. Da qualche settimana a questa parte finalmente l'oro sta cominciando a rientrare leggermente nei valori. Anche questo altro indice positivo, perché di fatto la correlazione tra un'economia stabile e il valore dell'oro è inversa. Significa che se l'economia è stabile e tranquilla, il valore dell'oro tendenzialmente scende. Se l'economia è instabile, l'oro è un bene rifugio, quindi tendenzialmente accresce il proprio valore. Questa è una tendenza. È un settore con un andamento che è soggetto a cambiamenti anche particolarmente repentini e considerevoli, oppure... Beh, riflette l'andamento delle cose, quindi significa che ad oggi un mercato incerto, venti di guerra e minacce sulle situazioni geopolitiche possono portare un accrescimento del valore dell'oro, sì, altrettanto velocemente, sventate le minacce di guerra, può ritornare ai valori precedenti, sì, può essere, quindi c'è volatilità. Ecco perché anche l'investimento in oro fisico piuttosto che in oro dematerializzato va valutato.
è interessante, sì, magari l'intero portafoglio all'interno di questo tipo di casistiche magari è un po' troppo rischioso. Io suggerisco di mettere una piccola parte di portafoglio in questo tipo di situazioni. Possono portare benefici? Assolutamente sì, però sì, c'è una volatilità in capo all'investimento. Volatilità è quello che chiamiamo in finanza, ma che i clienti semplicemente chiamano rischio. Certo. Okay. Si fa fatica a tracciare una previsione di potenzialità? Sì, allora la previsione c'è di solito, ma è molto sporcata da tutto quello che succede nell'attualità, quindi sì, si possono fare delle previsioni, sono difficili rispetto al mercato aurifero, anche perché poi in questo settore non incide soltanto la logica geopolitica, ma anche per esempio le miniere. Nel momento in cui si esaurisce una miniera o ci sono delle difficoltà nell'estrazione dell'oro o si trova un nuovo giacimento importante, questo porta delle conseguenze sulla valorizzazione dell'oro stesso. Maggiore disponibilità di bene significa che il prezzo è più basso. Okay. Quindi ci sono diverse cose che influiscono, non è un'unica voce che porta al risultato. Vediamo se ho capito bene, anche in questo caso pollice in su, ma con qualche accortezza in più? Pollice in su per chi è avverso per chi è favorevole ad una rischiosità un po' più alta. Ok? E quindi insomma, a chi piace viaggiare con i piedi per terra, ok, abbiamo capito. Altro settore molto importante è il settore che riguarda gli investimenti green, di cui anche insomma, in passato abbiamo parlato. Che cosa possiamo dire al riguardo? Sì, beh, settore insomma, semplicemente in espansione, è una necessità, abbiamo un pianeta solo, lo dobbiamo preservare, quindi tutto quello che va nella direzione del green oggi è ok, pollice in su. Tra l'altro settore particolarmente sostenuto dai governi, quindi per quel che riguarda fiscalità, agevolazioni di varia natura piuttosto che interessamenti da parte degli enti governativi che possono spianare la strada alla crescita di questo settore, quindi anche questo è un mega trend, cioè di lungo termine, non è una moda che si esaurirà tra qualche anno, è certamente una tendenza che durerà nel lungo termine e che continueremo a vedere crescere, anche perché sì, siamo un po' all'inizio di un settore green che esiste da anni, ma che insomma, vedrà consistenti crescite anche in futuro. Pertanto questo è uno di quei settori che nel lungo termine sicuramente, per chi vuole lungo termine in portafogli, questo è un settore che assolutamente va tenuto. Ecco, per chi come me magari i grafici non li sa leggere benissimo, ma guarda la curva sale all'insù. Sì, questo significa gli occupati che svolgono, è il grafico degli occupati che svolgono una professione nell'ambito dei green jobs, cioè di lavori verdi, che riguardano quel settore. Sta aumentando. Quindi per far capire anche quanto è cresciuta la sensibilità da questo punto di vista, no? Certo, beh, la sensibilità è cresciuta sì, ma gli occupati in questo settore sono aumentati perché richiede maggiore personale per essere gestito. Faccio un esempio, le aziende che producono filtri per la pulizia delle acque, dei cieli, insomma la riduzione delle CO2 e via discorrendo, sono industrie che anni fa non esistevano, oggi esistono, fatturano, generano reddito, impiegano persone, quindi ha tutto un indotto questo tipo di settore. Non è solo la performance di mercato, esiste, funziona e continuerà a crescere perché continuiamo ad avere bisogno di questo tipo di settore. Certo. Ho fatto l'esempio di queste aziende, ma ce ne sono decine, centinaia di esempi da fare. Ecco, se i nostri telespettatori da casa avessero qualche insomma, curiosità in più, qualche domanda da approfondire, vedete anche il numero per intervenire in diretta o eventualmente per avere un contatto diretto con Schileo e Grigolo. Quindi ricapitolando, Schileo, se oggi chi ci guarda da casa avesse insomma, qualche investimento, avesse la volontà di investire in qualche cosa, che cosa si potrebbe consigliare? Ma si potrebbe consigliare sicuramente di fare un'analisi di che cosa vuole e in quali tempi, perché faccio un esempio, la stessa famiglia che ha 100.000 euro da parte rispetto ad un'altra che ha gli stessi 100.000 euro da parte, ma in una famiglia c'è l'intenzione di comprare casa fra 3 anni, piuttosto che magari la casa l'hanno già acquistata, i figli sono grandi e possono tenere i risparmi impegnati per 10 anni, beh, in questi due casi gli stessi 100.000 euro da una parte o dall'altra non verrebbero impiegati allo stesso modo. Da una parte suggerirei dei BTP, non lo so, adesso faccio un esempio, dall'altra parte magari dei fondi, anche con una componente azionaria magari, un piano di accumulo, da capire un pochettino. Certamente affronterei rischi diversi, investimenti diversi, logiche diverse. Ovvio, sempre puntando alla performance finale,
che sarebbe certamente buona per entrambi visto il momento di mercato. Un ultimo accenno sui BTP, sui titoli di Stato, conferma, mi sembra di capire, l'andamento ottimistico, positivo di cui avevamo parlato nelle 2 settimane fa, sempre in questo studio. Sono scese molto le quotazioni dei titoli di Stato in conseguenza all'aumento dei tassi, l'Euribor per esempio, salito, i mutui oggi costano molto di più per effetto di crescita dei tassi, questo ha svalutato i titoli di Stato, questo è uno degli aspetti che ha svalutato i titoli di Stato, oggi molto convenienti da comprare, quindi di fatto hanno potenzialità di acquisto a prezzi convenienti che probabilmente vedranno un rialzo da qui ai prossimi tempi nel momento in cui i tassi dei mutui cominceranno a scendere, perché anche i tassi dei mutui non rimarranno così alti per sempre. Chiaro, sarà un periodo impegnativo quest'anno, probabilmente l'anno prossimo, poi cominceremo a vederli scendere e questo farà rialzare notevolmente i titoli di Stato per chi li ha comprati in questa fase. Ottima finestra d'ingresso, certo. Questo è il messaggio che voglio far passare. Siamo sull'altalena, insomma, dal mercato finanziario al mercato immobiliare. Grigolo, vorrei capire anche da lei qual è un po' l'andamento del mercato immobiliare in questo momento, lo stato di salute del mercato. Allora, è un'ottima domanda Alice. Il mercato immobiliare ad oggi io vedo nelle zone praticamente che comunque sto seguendo, c'è comunque un mercato molto attivo, sebbene comunque, come diceva il dottor Schileo, i tassi di interesse stiano in rialzo, c'è comunque un mercato attivo verso la ricerca dell'acquisto dell'immobile. Questo comunque ha causato un po' di paura per chi si sta approcciando, perché comunque prima aveva un certo tipo di budget da poter usufruire, in un secondo momento purtroppo deve rivedere qual è il budget effettivo, mantiene comunque le sue esigenze, però non si scoraggia nell'acquisto dell'immobile. Alla fine parliamo sempre che l'immobile è un bene primario, quindi tutte quante le persone hanno un tetto sopra la testa e questo comunque comporta all'approcciare verso il mercato con le proprie potenzialità, con i propri strumenti e andando giustamente a capire quale potrebbe essere proprio l'immobile giusto per coloro che stanno cercando. Sicuramente il tasso di interesse magari è andato un po' a rallentare, però vedo comunque che c'è grande frequenza nelle persone nel richiamare, nel sentire altre opportunità, nel capire quale potrebbe essere anche insieme con un confronto la strada migliore da poter proseguire. Ecco, questa cosa mi fa molto piacere poterla portare avanti e per quello anche nelle scorse puntate cerchiamo collaboratori, perché fortunatamente c'è una grande presenza da parte delle persone che vogliono comprare casa. In altrettanto modo chi sta vendendo, certo che si sta scontrando appunto con un aumento dei tassi di interesse. Alcune volte purtroppo devono lasciare andare magari l'immobile a una cifra un attimino al di sotto di quella sperata, fortunatamente niente cose eclatanti, perché comunque tante volte si vede già l'abitazione futura. Cosa vuol dire? Se vendo un attimino l'immobile a una cifra leggermente inferiore, so che quella dopo posso portare una cifra altrettanto inferiore, perché il mercato effettivo si muove sia per l'acquisto che per la compravendita. Non è che se uno deve comprare oggi costa sempre tanto, se uno deve vendere costa poco. Appoggiata comunque alla struttura adeguata riesce ad equilibrare i discorsi, quindi venderò un attimino a meno, acquisterò un attimino a meno rispetto al periodo precedente. La cosa bella è che fortunatamente c'è comunque una grandissima sia sinergia quanto frequenza delle persone che vogliono comprare. Lì non posso dire qualcosa al contrario. Quindi un mercato immobiliare in buona salute? Da parte mia assolutamente sì. Sì. Ecco, addentriamoci invece nel tema del mercato delle aste, quindi la modalità di acquisizione, diciamo così, di un immobile acquistandolo all'asta. Le chiedo un po' com'è il mercato anche nel nostro territorio, sono insomma modalità che si utilizzano e che riscontrate, insomma, vengano utilizzate spesso? Sì, diciamo che il mercato delle aste ad oggi è sempre più una parola dove le persone vogliono partecipare. In effetti, infatti anche nella parte pratica c'è tanta presenza, c'è tantissima presenza, ci sono sale piene, ci sono tantissime persone che vogliono comunque partecipare, perché l'asta è sempre stato sinonimo di affare. E questo forse è il primo punto dolente? Il primo punto dolente, perché comunque ci si trova in un'unica stanza da un prezzo base di partenza che potrebbe essere anche interessante, e tuttavia c'è poi l'enfasi, comunque l'agitazione, una cosa un pochino diversa che porta a poter tante volte anche andare oltre i propri limiti. La particolarità è che tante volte le persone, ogni persona ha il suo valore di questa casa che andrà a acquistare.
tante volte in base sia all'utilizzo o da chi si va a confrontare, che possono essere alcuni professionisti o anche tante volte per amici, per amicizie o piuttosto che colleghi di lavoro. Dovrei andare all'asta e ognuno praticamente mette la propria idea a riguardo. Ecco che tante volte si fa un'idea dell'immobile che andrà all'asta e può essere anche superiore al valore effettivo. Non da poco comunque sembra tenere in considerazione che il mercato delle aste è un mercato aperto, ok? C'è comunque il dietro le quinte che comporta anche determinati tipi di situazioni spiacevoli che possono riguardare delle sanatorie da dover comunque affrontare, che solitamente le affronta chi sta vendendo casa. Ci sono situazioni dove le sanatorie sono a carico di chi acquista la casa all'asta e c'è una previsione magari data dalla perizia, dopo c'è sempre l'eccezione che va a contrastare che l'aspettativa magari di avere un quantitativo di migliaia di euro da spendere per la sanatoria poi diventa il doppio o comunque una cifra molto più importante. Se posso permettermi sì, di interrompere un attimo, dottor Grigolo, ci sono stati aspetti, aste a cui abbiamo partecipato, insomma, visto, dove è partita la bagarre tra acquirenti e di fatto hanno acquistato ad un prezzo superiore di quello che sarebbe stato il normale prezzo di mercato, quindi in asta non solo non hanno fatto un affare ma hanno speso ben di più di quello che avrebbero potuto spendere comprando quell'immobile normalmente, perché per orgoglio, io ho in mente una scena un po' particolare tra due persone che hanno battagliato in asta, di fatto la sfida era devo battere te, non devo fare un affare. Capita e anche nessuno questo. riusciva a fermarsi. Questo per secondo primo, me non arricchisce nessuno tranne l'espropriato dell'immobile che è andato all'asta. Sì, infatti la situazione si deve stare molto attenti. Cioè quando si è nella realtà, in quella sala con altri competitor dove ognuno alza la propria mano per fare l'asta o l'offerta appunto migliore, è come essere un po' al casino. Cioè tante volte al casino non ci si rende conto di dove si sta andando ed è un po' una situazione che io ho vissuto, ho visto più di qualche volta, dove ho detto ma si rendono conto di ciò che stanno facendo o perché proprio lo stanno facendo, cioè che interesse c'è dietro. Tante volte c'è l'interesse nel battere la persona davanti. Il battere la persona quindi davanti diventa una questione di orgoglio più che di voler fare un affare. Ecco. Sì, esattamente, infatti è sempre ad oggi le partecipazioni sono fatte per le persone che vogliono acquistare casa come prima casa. Chi ad oggi vuole fare speculazione piuttosto che l'affare per poi rivendere ormai purtroppo è tagliato fuori totalmente, perché per ogni immobile c'è la persona che vuole acquistare per sé e per la propria famiglia. In quel momento inizia proprio una competizione vera, cioè devo fare di più e voglio riuscirci. Quindi le chiedo, si fanno affari alle aste, lei consiglia o sconsiglia di partecipare ad un'asta immobiliare? Allora, è una bella domanda anche questa. Sicuramente deve essere studiato tutto quanto, perché tanti si improvvisano, ok, vedo il prezzo finale, ok, partecipo e vediamo cosa succede. Deve essere studiata tutta quanta, dalla perizia, dall'avviso e dalle planimetrie, ci sono tantissime cose nel retroscena. L'agibilità, vorrei che facessi un esempio. L'agibilità. C'è stata una persona che mi ha chiamato appunto per la vendita di questo immobile e parlando un po' nei discorsi è venuto fuori che l'immobile l'ha acquistato all'asta. Quindi visto anche la cifra che poi mi ha riferito di aver acquistato all'asta, ho detto caspita, ho fatto comunque un buon affare, tenendo conto del momento e avendone partecipato più di qualcuno, ho detto complimenti. Quindi apparentemente sembrava un buon affare. Se non che l'immobile non aveva l'agibilità. Agibilità significa che all'effettivo non puoi viverci. E per vendere giustamente devi informare l'acquirente che l'immobile non ha l'agibilità. Questo va a compromettere tutto quanto il valore dell'abitazione e nel momento in cui una persona deve andare a richiedere l'agibilità, ovviamente deve essere richiesta l'agibilità secondo le normative di oggi. Ecco che se l'immobile è stato costruito in precedenza possono essere cambiate le leggi, anche norme di sicurezza e si deve andare a creare praticamente dei lavori all'interno dell'abitazione. Come si è conclusa la faccenda? Male. Non si è ancora conclusa perché sta ancora andando avanti con le spese e con i preventivi, perché purtroppo per quanto l'abitazione potesse essere bella, carina, anche relativamente recente, sono cambiati degli aspetti che non possono essere ad oggi portati a casa secondo com'è lo stato effettivo della casa. Ecco che per forza di cose si deve intervenire nell'abitazione
per poterla vendere come abitazione principale o per andarci ad abitare. Tutte queste spese sono a carico di chi è proprietario, perché ormai il tribunale, chi prima se ne è passato in anni e lavato le mani, ad oggi sei solamente te proprietario di casa e devi affrontare tutte queste situazioni. Tenendo conto poi che prima che l'immobile vada all'asta c'è una grande procedura e lunga, e ho visto anche situazioni dove i vicini hanno allargato i propri confini e si sono permessi di prendersi qualcosa che non era proprio. Quindi approfittando un po' della situazione di stallo. Esattamente, perché vedi passare un gran tempo e via dicendo, e perché non allargare appunto il confine o prendere qualcosa che non è tuo? Certo che anche lì è un grave errore. Però chi ha comprato magari non va ad aprire, che ne so, il tombino, piuttosto che fare alcune cose che sono poi cose che devi affrontare se vuoi effettivamente vendere o se devi anche viverci. Quindi mi sembra di capire, fondamentale conoscere prima di tutto i meccanismi Sì. che entrano in gioco, no? Quando si partecipa ad un'asta immobiliare, ma effettivamente ci sono, come si fanno a cogliere le opportunità, magari risparmiando qualcosina nell'acquisto di un immobile all'asta? Allora, l'effettivo risparmio diciamo che può essere basato molto anche sulla fortuna. E la cosa magari che io mi permetto di invitare, ci sono purtroppo ad oggi numerose realtà dove le persone si trovano in questa situazione, dove i debiti sono più alti delle possibilità di rientrare appunto dello stesso debito. E per forza di cose questi creditori vengono a bussare alla porta per dire ok, dobbiamo metterci un attimino d'accordo. Anche per effetto dei tassi di mutuo andati alle stelle, oggi alcune famiglie hanno difficoltà ad affrontare Assolutamente i sì. pagamenti e le rate. Ecco che c'è comunque una finestra temporale dove si può evitare tutto quanto il percorso. Questo non vuol dire che chi magari si interfaccia prima matematicamente porta a casa un grandissimo risultato economico e un affare. E diciamo che può essere salvata sia la situazione della parte venditrice quanto anche potenzialmente un giusto immobile, alcune volte magari un attimino al di sotto perché le tempistiche possono essere molto molto strette, però ci può essere magari una finestra prima che l'immobile vada all'asta. L'invito che io vado un attimino a fare è non aspettare che arrivi il giorno X e non si può più mettere mano, non si può più trovare la persona giusta per rientrare tutta quanta la procedura. Cioè, dopo è purtroppo, oltre a un bagno di sangue economico, anche un umore che si va a protrarre nel corso del tempo e creare un po' di disagi anche familiari, perché purtroppo non si vive una situazione felice. Ho fortunatamente assistito delle persone qui recentemente dove la situazione si è riuscita a salvare. Non è stata facile, però all'effettivo è andata comunque bene. Sono stato felice alla fine di aver visto i sorrisi proprio in faccia alle persone perché si è salvata una situazione molto complicata. Questo è stato dato comunque nell'essere intervenuti nel momento giusto, aver fatto delle grandissime procedure e poi essere riusciti ad arrivare al risultato. Quindi... Anche perché molto spesso le persone non sanno, io stessa ammetto di non aver saputo fino a questo momento, che l'agente immobiliare è quella figura professionale che mi può aiutare nel caso in cui la mia casa finisca all'asta. Si pensa di magari rivolgersi ad altre figure professionali, un avvocato, un legale, ma non all'agente immobiliare. Allora, diciamo che per evitare delle spiacevoli conseguenze poi viene messo in piedi una squadra di professionisti dove prima di tutto fortunatamente lì si riconosce un po' a distanza chi effettivamente ha pratica o chi è alle prime armi. Ovviamente chi è alle prime armi, con massimo rispetto, ovviamente o si fa assistere da un'altra persona, ma tenendo conto che stiamo sempre parlando con persone, una che deve vendere, una che deve acquistare, quindi con la vita delle persone ci deve essere tutela massima e al primo rischio non si fa assolutamente niente. E il pool di professionisti può essere messo in campo per appunto evitare qualsiasi tipo di situazione spiacevole. L'agenzia immobiliare, l'agente immobiliare ha un ruolo determinante in quanto comunque ha il contatto con la parte commerciale, quindi effettivamente con chi acquista. Ecco che mi è capitata proprio 10 giorni fa. Quindi un esempio concreto, sì, le stavo per chiedere, per farci capire un po' meglio. Sì, lì all'effettivo è andata che 10 giorni fa ci siamo interfacciati con una persona, sono sincero anche un po' per caso, dove purtroppo questa situazione era già molto avanzata. Quindi si era già innescato la procedura di... Infatti
La situazione, anche parlando con l'avvocato di turno, è molto professionale, che faccio comunque complimenti a Thomas, e questa persona ha detto: guardate ragazzi, la tempistica è troppo breve, in 10 giorni si doveva arrivare alla conclusione o comunque aver trovato la persona che andava a salvare quindi l'acquisto effettivamente di abitazione. Lì un po' per sfida, un po' per volontà nel risollevare una situazione spiacevole a questa famiglia che già da tempo non la sta vivendo bene, e io insieme ai miei collaboratori, ognuno per il proprio ruolo, abbiamo messo in campo le nostre competenze per raggiungere l'obiettivo. È partito all'effettivo il 15 di maggio, ieri sera dopo 4 ore di appuntamento siamo riusciti a trovare la persona giusta. Questo è stato determinato fortunatamente da un grandissimo database dove posso comunque attingere, chiamare persone, perché mi era stato detto anche dal professionista, dall'avvocato, che non si poteva fare marketing, pubblicità o altro. Si è andati a trovare la persona giusta, che abbiamo analizzato tutte quante le cose, e all'effettivo in 9 giorni siamo riusciti a trovare la soluzione, che adesso ovviamente avrà tutto quanto un secondo iter, nel senso che comunque non è niente di concluso in 9 giorni. D'altra parte intanto c'è una persona che ha promesso di acquistare l'immobile a certe condizioni, che sono quelle che andrebbero a salvare tutto quanto il sistema. La procedura avrà i suoi punti, i suoi step per portare a termine, però comunque è stata una bellissima cosa che anche il mio collega, il mio collaboratore è stato lì fino a sera tardi, perché comunque la volontà era di risollevare queste due situazioni, sia dell'acquirente che comunque vuole trovare casa, quanto del venditore che ormai aveva dato per disperso ogni tipo di possibilità. È stato gratificante alla fine essere riusciti ad arrivare alla conclusione. Quindi, certo. C'è possibilità di farlo, bisogna comunque magari sentire sicuramente l'avvocato, se l'avvocato ha dei professionisti, degli agenti dove appoggiarsi, o comunque, come accennavi Alice, chi si trova purtroppo in questa situazione spiacevole può alzare la cornetta, sentire. Fortunatamente, come ripeto anche in altre trasmissioni, in altre puntate, abbiamo filiali che coprono bene o male tutto quanto il Veneto, a volte appunto anche le regioni limitrofi, quindi è una situazione che fa comunque un po' dispiacere parlarne, però più avanti si va più è difficoltoso. Quindi... Le faccio anche questa domanda. Sì. Vi trovate spesso di fronte a queste situazioni in cui poi riuscite effettivamente a dare una mano alle persone che sono in difficoltà, oppure la vergogna, perché chiaramente è una situazione di disagio, di grande e profonda difficoltà, non fa emergere tante casistiche? Allora, anche lì dietro le quinte c'è tantissimo. Noi vediamo all'effettivo una piccolissima parte, appunto perché ed è rispettoso anche, c'è una situazione un po' di imbarazzo dove parlare di situazioni spiacevoli, soprattutto anche economiche, non è mai bello. Comunque aprirsi con persone che si conoscono poco, c'è tanta difficoltà. E nel retro ci sono tante situazioni di questo genere. D'altra parte, forse anche magari perché ce ne sono tante, invito a dire: allarghiamo con alcune persone un po' di fiducia per portare avanti queste situazioni e andarle a risolvere. Domani può accorciare tantissimo la tempistica per ritrovare il sorriso, ed è lì che dobbiamo giustamente aspirare. Alcune volte mi sono trovato di fronte, e appunto l'ultima da 10 giorni fa, però è stato bello alla fine il traguardo finale. Ecco che ci sono possibilità anche dove gli stessi proprietari non le vedono. Lì apro più una piccola parentesi, che ognuno ha il proprio settore. Prima di dire non c'è alcuna possibilità, facciamo valutare tutti quanti. Vediamo ovviamente se non c'è alcuna possibilità. La bella cosa è che anche per il proprietario di casa che si trova in questa situazione non confortevole, e da parte mia, da parte nostra, c'è una grandissima privacy. Non è che si va a sparare o dire c'è questa situazione al primo che capita, anzi questa persona che ha prenotato è stata l'unica a sapere all'effettivo di cosa si stesse parlando, perché lui c'ha interesse nell'acquistare casa. Tutte quante le altre persone era stata promossa, diciamo, l'opportunità, però non è stato detto c'è una difficoltà, la casa è quella, i signori sono quelli. Quindi no, grande privacy anche, sì, anche per chiaramente nel trattare le... Assolutamente sì. Quindi che cosa possiamo dire alle famiglie che purtroppo magari si trovano in situazioni come queste e che avrebbero bisogno di un appiglio, di una mano, di qualcuno che aiuti un po' meglio a valutare, insomma, a bocce ferme la situazione? Io direi di valutare appunto con persone o referenti di zona,
e poi sono qui, diciamo, che un po' le zone di tutto quanto il Veneto le andiamo a coprirle, ognuno ovviamente per la sua zona, non è che io sia presente di tutto quanto il Veneto, ci tengo a precisare questa cosa, però parliamone perché è anche lì un piccolo passo ma che poi può dare grande felicità finale molto prima dell'aspettativa. Ecco che l'invito proprio è: alzate tranquillamente la corretta del telefono, fate il numero qui o comunque che alcune volte facciamo girare. Siamo qui giustamente per dare una mano, non voler spillare niente a nessuno, ma solamente per ritrovare una situazione serena a casa. Certo. Schile, ho visto che appunto acquistare un immobile all'asta potrebbe effettivamente essere un'opportunità anche di investimento. È un mercato secondo lei che è destinato anche in questo caso a crescere, ad aumentare? Ma allora, il mercato delle aste potenzialmente da qui ai prossimi anni, per effetto dei mutui molto costosi, diventati molto costosi di recente, potrebbe vedere un aumento. Perché di fatto famiglie che oggi hanno visto, che si sono finanziate magari 2 anni fa con i tassi ai minimi e hanno acquistato un immobile con un mutuo a tasso variabile, oggi pagano rate decisamente molto più salate rispetto a prima. Questo potrebbe costituire un problema, questo potrebbe nell'arco di qualche tempo portare a esecuzioni immobiliari, aste e via discorrendo. Quindi non lo so, credo possa essere un mercato che crescerà da qui ai prossimi tempi. Certamente ci sono soluzioni, come diceva il dottor Grigolo, insomma, che si possono valutare in anticipo avendone conoscenza. Sì. Quindi l'invito è sempre quello di chiamare. Certamente oggi diciamo, le aste sono un aspetto che, voglio dire, va considerato molto bene. Tra l'altro leggevo una statistica dove il Veneto è una delle regioni dove si fanno gli affari più bassi in asta, dove gli immobili sono più costosi in acquisto. Sì. Certo. Sì, qui mi permetto di fare una piccola parentesi. Tante volte sentiamo di parlare di aste verso appartamenti, mini appartamenti, porzioni, case singole. Diciamo che non c'è solo questo. Cioè magari anche per chi ci sta ascoltando altro, ci sono situazioni anche di imprenditori, di costruttori che per effetto anche dell'alzamento dei materiali per la costruzione non riescono a fronteggiare e purtroppo si trovano con questa situazione o a metà o all'inizio o quasi al finito che non riescono proprio a completare. Anche terreni si possono acquistare all'asta? Sì, decisamente sì. C'è stata una situazione dove appunto per effetto dei grandi rialzi dei prezzi è stato stravolto il business plan e il costruttore se partiva praticamente falliva. Quindi anche lì fortunatamente si è corsi a riparo, si è capita la soluzione e si è andati avanti. In quella fase fortunatamente si è riusciti a salvare tutto, però anche girando per alcuni paesi si vedono dei cantieri che sono lì fermi da un po' di tempo, che non continuano ad andare avanti con i lavori. La domanda purtroppo è: cosa c'è dietro? Ci sono famiglie che hanno messo magari la loro caparra, fortunatamente è teoricamente, perché la legge parla chiaro, c'è la fiducione per la caparra, però a parte il costruttore che in quel caso sta passando magari dei momenti spiacevoli, ci possono essere anche lì delle soluzioni per andare a togliere tutto quanto il problema, senza andare all'asta, senza essere poi iscritti, perché comunque nel momento in cui un costruttore per la propria attività fallisce non è sicuramente è uno storico che proprio giustamente rimane anche nel corso del tempo. Chiaro. Schile, abbiamo parlato di situazioni di difficoltà, no, all'interno delle famiglie. Spesso anche il passaggio generazionale può diventare complesso. In passato abbiamo parlato della costituzione della società semplice. Vorrei tornare su questo argomento per capire anche in questo caso vantaggi, costi, benefici. Certo, allora ne avevamo già discusso qualche puntata fa, ritocco alcuni aspetti importanti. La società semplice non è la soluzione a tutti i casi, ma può essere un'ottima soluzione in determinate casistiche. Faccio un esempio, nelle famiglie dove si vuole creare la cassaforte di famiglia all'interno della quale inserire i propri beni mobiliari, quindi risparmi, o immobiliari, intendo case, terreni, capannoni e via discorrendo,
piuttosto che quote societarie, insomma gli asset, tutto quello che è a valore lo si può fare, si può conferire all'interno della società, si possono conferire i propri beni all'interno della società e questa società detenuta dalla famiglia può avere proseguo negli anni cedendo nuda proprietà e usufrutto agli eredi che verranno. Che costo ha? Dipende da molti aspetti. Il costo di mantenimento di una società semplice sono 132 euro di bolli all'anno, punto, più un minimo di contabilità, che voglio dire, pochi spicci. Il vero costo è la costituzione della società, poi dipende dall'entità del patrimonio dei soggetti, quindi si pagheranno gli imposti ipocatastali per la donazione, per il conferimento degli immobili. Ci sono una serie di aspetti da considerare, ci sono gli atti notarili per la costituzione, quindi può avere dei costi nella fase di avvio. Certo è che però poi risolve questi stessi costi perché dà proseguo al patrimonio familiare nel tempo. Esempio, se io costituissi una società, destinassi il mio patrimonio all'interno e poi col tempo cedessi la nuda proprietà di questa società a mio figlio mantenendone l'usufrutto, di fatto ho già fatto una successione in vita e via così. E questo vale per tutto quello che comporta la società, sia beni immobiliari che immobiliari, quote di partecipazione societarie. Quindi di fatto, ripeto, è proprio la cassaforte. Adesso spiegata così in breve, non ho toccato moltissimi aspetti. Esempio, nella società semplice il minimo di soci deve essere 2, quindi almeno in 2 bisogna essere. Si decide a maggioranza più 1, quindi chi ha il 51% o la coalizione di persone che detiene il 51% decide. Ci sono alcuni aspetti da sapere. Nominarli tutti qui, bisogna capire che cosa può interessare alla persona che sta davanti, ma certamente è una soluzione interessante anche perché ad oggi è uno strumento previsto dallo Stato italiano, quindi nella piena legalità in chiaro, riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, quindi di fatto il fisco italiano conosce e approva questo tipo di strumenti, quindi non si fa assolutamente nulla di particolare se non dare tutela al proprio patrimonio. E io trovo sempre che sia una cosa intelligente, è un volere bene alla propria famiglia di fatto e alle generazioni. Uno strumento, stavo per dire, che dà serenità, no? Ma Diciamo certo, così, alla sì. famiglia. Prima di andare in pubblicità le faccio una domanda che ci è arrivata da casa. Ci chiedono se sono validi i conti deposito. Ma allora, i conti deposito... Facciamo un po' di chiarezza. Tanti me lo chiedono in questo periodo, visto che è uscito di nuovo, sono ritornati di moda i conti deposito, visto il costo del denaro molto alto, significa i tassi di interesse sui mutui, le banche spendono più volentieri denaro nel comprare questa liquidità presso le famiglie. Al posto che pagare il 3,5% a BCE, preferiscono pagare il 2,5% ad una famiglia dicendo prestami i tuoi soldi, tra un anno ti restituirò i tuoi soldi maggiorati di un interesse. È interessante? Sì, può essere. Sono soluzioni di breve termine per chi ha necessità di breve. Di solito hanno tassi contenuti, nel senso che, voglio dire, non sono rendimenti stratosferici, ma se uno ha difficoltà a impiegare le risorse nel medio e lungo periodo e magari deve comprare casa, faccio proprio un esempio che è reale, da qui a 12 mesi investire diventa un po' difficile, il conto deposito può essere una buona soluzione. Francamente oggi in questa fattispecie, adesso 25 maggio 2023, in questo momento vedo BTP più buoni rispetto ai conti deposito, ce ne sono di particolarmente redditizi con durate molto brevi. È sempre così, in questo momento è così, il mercato però si muove, quindi è una buona soluzione, secondo me ce ne sono anche di migliori, però poi va valutato caso per caso. Certo, come abbiamo sempre sottolineato più volte. Allora, noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo, rimanete con noi. Ben ritrovati nuovamente in studio, torniamo a parlare di investimenti e rendimento. Riparto da Schileo, il tema delle criptovalute, perché insomma queste monete digitali di cui sentiamo spesso parlare. Che i ragazzini adorano. Ci fa un po' di chiarezza anche da questo punto di vista, perché spesso non sappiamo come funzionano, se hanno realmente un'utilità, se portano realmente un guadagno, se sono un rischio. Allora, risponderò in modo sintetico e poco popolare. Finora, dopo 15 anni di attività come consulente finanziario, più o meno 13-14 mila persone colloquiate in questi anni,
Non ho ancora visto nessuno guadagnare con le criptovalute. Gli unici che ho visto guadagnare con le criptovalute sono quelli che facevano acquistare criptovalute con tutti i vari sistemi di multilevel, marketing, eccetera, e marginavano sull'acquisto. Questa è la mia realtà. Magari qualcuno che ha guadagnato, forse c'è. Io ad oggi ancora non l'ho incontrato, ma forse tra molti anni. Ma Ci perché credo poco, non ecco. sono affidabili, non sono redditizie? Cosa possiamo Intanto dire? c'è un rischio in capo molto elevato. Quando sento parlare di sicurezza e criptovalute non sono propriamente d'accordo, anche perché sono, soprattutto non tanto la cripto in sé, ma il fatto di fare trading. Trading significa comprare, vendere, cioè avere una rotazione veloce di portafoglio, compravendi su queste cripto. Normalmente, avendo difficoltà a prevedere l'andamento delle cripto, c'è un rischio molto alto in capo, e assumersi rischi molto alti devono essere correlati da performance molto alte. Performance che personalmente, con tutte le persone con cui ho parlato, finora non ho mai visto. Punto 1. Punto 2. Se mi assumo questo rischio per portare a casa una piccola performance, cioè voglio dire, la stessa piccola performance con strumenti molto meno rischiosi, a parità di performance rischio molto di meno, sarà preferibile un altro strumento. Quindi comunque non sono così appetibili sul mercato. Io resto dell'idea che forse le cripto magari un domani prenderanno piede. Oggi è ancora un mercato embrionale, sicuramente carico di rischio, non so quanto di opportunità, e certamente non è regolato da un governo centrale, quindi al momento... Pollice in giù. Sì. Diciamo di sì, abbiamo scelto questo metodo sbrigativo, però molto Sì. So che è poco popolare, eloquente. perché oggi bisogna parlare in maniera positiva delle cripto, ma io preferisco dire le cose come stanno, francamente. Certo. Passo a lei, Grigolo. Ci racconta, non so, di qualche progetto che avete in cantiere? Insomma, spesso nelle trasmissioni che abbiamo fatto ci ha portato, insomma, ci ha mostrato qualche video di qualche nuova costruzione, di qualche opportunità. C'è qualcosa che ci vuole raccontare? Sì, fortunatamente le opportunità non si fermano, vista appunto la grande partecipazione anche dei miei collaboratori a sentire, a parlare, a interfacciarsi con tantissime persone quotidianamente. Abbiamo numerosi sia terreni edificabili in varie zone di Treviso, di Venezia, di Padova, dove si può sviluppare la propria unità singola, anche il condominio per chi volesse essere orientato a sviluppare qualcosa di più importante, quindi magari all'ascolto c'è qualche costruttore, quanto anche magari per chi vuole fare la parte dell'investimento, quindi qualche cosa interessante. Riprendo sempre un po' la parte delle nuove costruzioni, dove oggi c'è una gran marginalità secondo certi aspetti e con un po' di tempo da poter mettere in previsione. Questo vedo che fa piacere sia per chi vuole realizzare il proprio sogno, quindi costruire la casa. C'è un ottimo terreno edificabile per una unità singola o una bifamiliare in un paese pronto vicino alla parte di Treviso, e anche nelle zone un attimino più su verso le colline ci sono delle belle opportunità da sviluppare, quanto anche poi in tutte quante le tipologie c'è sempre qualcosina di interessante, nel senso che ci sono caratteristiche su anche gli appartamenti e sulle case singole che vanno a differenziare dal classico, e avere la possibilità di poter commercializzare questi immobili in esclusiva ovviamente porta una grandissima richiesta e un grandissimo interesse, chi appunto lo converte anche in una grande opportunità e anche proprio a fronte di investimento. Le nuove costruzioni, come dicevo prima, anche lì almeno da parte nostra, prenotando piuttosto che analizzandole con tempo indietro praticamente, quindi in prenotazione, porta veramente a delle belle soddisfazioni finali, quindi dal punto di vista mio assolutamente sì. Qualche buona opportunità. Assolutamente c'è. sì. Una domanda che è arrivata da casa, anzi in realtà due che insomma sono complementari secondo me. Per lei, Schileo, ci chiedono insomma da dove si parte e come funziona, se le viene affidato insomma un capitale, del denaro da investire, quindi da dove si parte e come funziona? Molto facile. Come il medico, prima si visita il paziente, poi si capisce qual è la cura per i suoi mali, se di mali si può parlare. Quindi
innanzitutto di solito si fissa un appuntamento da me o dal cliente in studio o presso l'abitazione del cliente o in azienda del cliente per fare una chiacchierata, capire chi è, cosa fa, qual è la sua struttura familiare, il suo patrimonio, insomma un po' la storia di questa persona, capire come si compone il patrimonio, quali sono le aree, le sacche di inefficienza e quali sono le cose che funzionano. Una volta capito questo dovremo andare a risolvere le inefficienze. Esempio, c'è una parte del patrimonio su cui non ha performance, rendimenti che ritiene adeguati, non è seguito come ritiene opportuno, ha dei costi troppo elevati, in banca è cambiato il consulente 10 volte e deve lavare i panni sporchi con 50 persone, tante cose. Che cosa posso fare io in questa situazione? Faccio un'analisi, valuto con attenzione quali possono essere le soluzioni, ritorno con un'offerta adeguata per il cliente, sperando che sia adeguata insomma, per il cliente e gradita. Se il cliente poi è interessato a sviluppare, e fino a qui assolutamente no, questa è l'attività gratuita, perché voglio dire, il mio rischio imprenditoriale di investire tempo su un rapporto che poi magari può anche non svilupparsi, che ci sta. Se così è, il cliente vuole procedere, gli spiegherò rischi, costi, rendimenti, opportunità, tipo di servizio, tutto quello che è l'offerta. Una volta capito come fare, poi tutta la parte burocratica, le incombenze, lo sviluppo, quello a carico mio, del mio staff, delle mie assistenti, insomma, delle persone che lavorano con me, e procederemo con l'evolversi della situazione. Altra domanda, come faccio a capire se il mio consulente è bravo e mi segue bene? Molto facile, se il cliente è contento va sempre bene, non è così proprio. Chiaro, devono esserci nei tempi accordati e entro i rischi accordati, devo riuscire a capire che il mio patrimonio va dove abbiamo deciso di andare. 1. 2. Spesso e volentieri il cliente è intelligente, nel senso magari non è esperto della materia, ma io con persone stupide ancora non ho mai parlato. La gente lo capisce quando li ascolti e fai quello che serve a loro. Questo si capisce velocemente. Il piazzista che piazza prodotti, dopo un po' si scopre da solo, quindi il mio mestiere è una professione che dura a lungo nel tempo, quindi di fatto il cliente può misurarmi nel lungo termine. Da oggi a domani i furbetti magari possono anche avere qualche risultato, ma nel lungo termine si scottano tutti, già viste queste cose. Siamo proprio in chiusura, siete ancora alla ricerca di collaboratori? Decisamente sì. Se non è chiaro, anzi, mi decisamente permetto di dire che chiamano poco, vorrei che chiamassero un po' di più. Quindi con un po' più di buona volontà, insomma, mettersi in gioco. C'è fortunatamente un grande bacino di persone da poter seguire, c'è una grande zona da parte mia che deve essere sviluppata, ci sono appunto tante opportunità e quanti più collaboratori ci aiutano a trovarle, possiamo dare giustamente anche a tutti quanti gli acquirenti oppure da parte dei venditori. Quindi da parte mia c'è una grande volontà nel poter trovare in diversi ruoli, e delle nuove figure, dei nuovi collaboratori che possono anche poi avere una grandissima crescita professionale, anche andando ad ambire delle figure di responsabilità manageriale o comunque anche diventare titolari di filiali, che non è una cosa da poco. Chiaro. Grazie, siamo in chiusura. Io ringrazio Mauro Schileo, consulente patrimoniale, e Omar Grigolo, agente immobiliare. Grazie insomma, per averci aiutato a fare chiarezza, e grazie a voi di averci seguito da casa. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.